intanto a Roma, non lontano dall'ambasciata russa, un sit-in organizzato per la libertà di stampa. Vediamo il servizio di Giuseppe Rizzo. I nomi di chi ha usato le parole per raccontare si è scontrato con la censura più feroce, pagando con la libertà o la vita. Nomi di giornalisti russi, bielorussi, siriani e non solo, la cui voce oggi più che mai aiuterebbe a capire la guerra in Ucraina e tutte le altre guerre nel mondo. A chi appartengono questi nomi? Perché è importante ricordarli oggi? Sono i nomi di giornaliste e giornalisti che non hanno più la parola. Questo è il nome di un giornalista ucciso in Siria negli anni nei quali la Russia è intervenuta in quel conflitto. Da Marina Ovsyannikova, che in Russia ha avuto il coraggio di irrompere in uno studio televisivo con un cartello contro la guerra, fino ad Anna Politkovskaya, uccisa nel 2006 perché denunciava la violazione dei diritti umani. Nomi scanditi a gran voce in una manifestazione nei pressi dell'ambasciata russa a Roma organizzata da Federazione della Stampa, Amnesty International, Articolo 21, per affermare il diritto a informare ed essere informati, perché guerre e abusi si nutrono di silenzio. Per ricordare il loro nome e per ricordare che in tutto il mondo in questo momento dittatori, oligarchi e mafiosi odiano le luci dell'informazione perché hanno bisogno dell'oscurità per concludere le loro trame e i loro massacri. La Corte Suprema degli Stati Uniti sarebbe favorevole a ribaltare la storica sentenza che nel 1973 sancì il diritto all'aborto.